eccoli qua. Questo è il nonno Sergio. Oggi faremo il fricco. Ho grattato già un po' che verranno 1200 grammi di patate e 200 grammi di cipolla. Per fare questo si possono usare due sistemi. Se avete tempo, cuocerlo in una padella come questa, o se no vi insegno un trucco, così intanto che preparate il formaggio, quello che farò io, perché devo grattugiare 300 grammi di formaggio latteria vecchio e tagliare a pezzettini 300 grammi di formaggio latteria fresco. Ecco, sale magico, girare, poi lo mettiamo qua, quindi sono 1200 di patate grattugiate e 200 di cipolla, basta che non sia quella rossa di Tropea, facciamo roba friulana. Ok, metto giusto un goccetto un cucchiaino di olio di aglio, ci mettiamo la pellicola e così lo mettiamo in microonde per circa 15 minuti. Dopo dipende se avete un coloricia 900 di forza, se avete 1200 o 1300 basta meno. Mi sto grattugiando il formaggio latteria vecchio e vanno 300 grammi. Ecco, ci ho grattugiato 300 di formaggio latteria vecchio. Ecco qua 300, ci tiro via però un po' di crostina ma pochissima. Si può grattugiare con la grattugia, sempre quella che abbiamo fatto le patate. Il quale va a 300. Intanto c'è il microonde che va e vanno ancora 10 minuti. Intanto finisco qua e dopo riscalderò la padella. Questo qua è un sistema veloce, se no si mette nella padella che vada piano piano. Però bisogna mettere un po' d'olio anche, quindi aumenteremo il grasso. Io non voglio fare questo, è un sistema che dato che c'è lo repariamo, giusto? Così eliminate metà tempo facendo quel lavoro qua. E dopo vi insegnerò un altro trucco anche per star poco, perché il fricco si può attaccare, si può bruciare. Poi se avete un nonnino che c'ha tempo potete farlo normalmente, però parlo a tutti quelli che il tempo non ce l'hanno, con la buccia del vecchio, della mostella, ok? Adesso preriscaldo la padella, ancora 5 minuti e dopo vi farò vedere come procederò. L'altro giorno abbiamo fatto la polenta, ci è avanzato questa qua la farò alla griglia per mettere vicino al frigo. Questa qua ci metterò un goccetto di latte e ci metterò della pellicola su e la mettiamo in microonde per 5 minuti o 10, vediamo quanto, penso che 5 minuti bastano, e diventerà di nuovo polenta tenera da mangiare col fricco. Questa qua invece la grigliamo. Adesso tiro fuori le patate, eccole qua, e stare attenti che si fa male. Abbiamo le patate cotte, leggermente salate col sale magico, e adesso le mettiamo nella padella a rollare. Ovviamente se volete fare questa operazione qua, se non avete il microonde, padella, stare a rigirare, coprire. Adesso gli do una rotolata. Sono già cotte. C'è un cucchiaino d'olio solo qua, un cucchiaino, perché dopo il formaggio ne butta fuori olio, ma ne ho messo un po' di sale magico, basta, perché adesso il formaggio, quindi abbiamo 600 di formaggio qua,
e 1200 di patate più 200 di cipolla. Questa è la mia ricetta. Questo qua, il frigo di patate, sono 30 anni che ce l'ho. Ho modificato, prima la facevo in una maniera, dopo è venuto fuori il microonde, si è cercato di... perché in cucina bisogna velocizzare le cose. Adesso tanti fanno il frigo con le patate lesse, prendono la patata lesse, la schiacciano, ci mettono il formaggio, una saltatina e è pronto il frigo. Ti sto svelando un trucco favoloso per fare rosolare le patate in padella. Vuole il suo tempo per non bruciarle, coprire, girare, bisogna mettere più olio. Queste qua sono patate normali presi l'altro giorno al Vespa lì. Poi c'è un altro trucco, questa è la padella che dopo ci verserò il frigo. Ho acceso il forno, il grill e gli daremo una passatina per velocizzare la situazione. Questa qua non è adatta per fare, c'ho una padella col manico, ce l'ho anche quella, preferisco lavorare così, dopo bisogna girarlo con questo, girare, insomma. Noi non abbiamo problemi a farlo, però a casa diventa un'operazione. A casa tutti avete un forno per poter. Ecco, con questa la mettiamo qua, metti il frigo in forno e gli fa la crosticina sopra, sotto la fa già quasi a zero d'olio. Questa è la versione con la cipolla, si può fare senza cipolla, si può fare con salame dentro a pezzettini, pancetta, pezzettini, ci sono adesso 50 variazioni, con lo speck affumicato che viene una favola, con la salsiccia. Comunque questo qua è base, 2 o 3 minuti è pronto e lo passeremo in questa padella che andrà in forno, che è già pronto. Ho acceso prima il forno. Mettiamo come piatto, questo qua è il salame fresco, sono i miei piatti preferiti. Dopo verrà la pasta al pomodoro fresco e altri. Dietista, signor Lorusso, che lo saluto. Ciao Lorusso. Una volta ogni mese si può farlo. Signor Lorusso, il numero 1, ho fatto tanto tempo il pediatra ai bambini, ho già fatto un po' di crosticina, facciamo un po' di crosticina sotto, poi lo mettiamo lì e lo mettiamo in forno. Arrostire la polenta, ecco qua, ho scaldata un po', adesso potremmo continuare anche lì, però evitiamo di, qui vi insegno il trucco per non rischiare di attaccare. Abbiamo aperto il grill, ecco fatto. In questo sistema qua anche la frittata, che la farò un'altra volta questa. Adesso mettiamo la polentina, vedete come si sta, facile, ora sarà a girarlo. La polenta che abbiamo messo nel microonde, guardate. Ecco la polenta che avevamo fatta 2 giorni fa, è tornata fresca. Qua abbiamo la polenta, vedete? Perfetto.
Ecco. E sono Francesco. Ecco, ho messo su questo piatto sopra con 2 bei stracci. Ecco fatto. Abbiamo la polentina, possiamo fare. Bagna il mestolino in acqua così non attacca la polenta. Avete polenta fresca? Sì! Avete sempre la polenta fresca, avete visto in poco tempo. Che segreti che vi sto dicendo. Troppo, sono tanti anni di nonna faceva già il fritto. E prima, insomma, una roba. Proveremo a vedere com'è la situazione. La mia porzione che sarà bella generosa. Ecco fatto. Ecco fatto. Un po' di polenta fresca. Questo è il mio frico, il frico di nonno Sergio. E non ho paura di fare, non voglio fare gare, però tutti i miei allievi lo fanno e ecco qua, questo è il mio frico. Vedete? Non abbiamo problemi di cottura, di olio, guardate, neanche un filo d'olio. Oggi vi faccio vedere come fare un frico. Ho messo un po' d'olio, anche questo qua è un sistema, oltre a farlo con la padella senza olio, questo qua viene più grosso, viene più più friabile ancora viene. Questo qua è del montasio vecchio di 1 anno e mezzo, va bene anche quel montasio che vendono a prezzi perché si è alzato, perché sa un po' di siero, va bene. Qua è un po' più difficile. Ecco, a questo punto bisogna calare il gas, la fiamma. Questo qua si faceva quando non c'erano delle padelle particolari, e si adoperava solo padelle di ferro, che i cuochi sanno bene ungerle ogni volta che si aveva uscite queste padelle qua. Questo frigo bisogna stare attenti che sta poco a rovinarsi, quindi il gas deve essere né alto né basso. Dei contenitori per mettere i frigo più piccoli. È importante la temperatura. Ora un momento. Gocciolate. Adesso ne farò nel microonde.
2 minuti. Ecco, sono trascorsi 2 minuti. Vediamo cosa abbiamo qua. Ecco, abbiamo o lasciarlo così. Ecco fatto. Questo è così, questo è così, piccolini, più grandi. Queste potete mettere delle salse qua, però si ammorbidisce dopo. Allora devi mettere delle cose asciutte magari. Questo è più grande, questo è, sono tutti belli da fare per se volete fare un aperitivo. Potete fare un aperitivo, vedete che belli che sono, facili da fare. Questo qua è un po' più difficile, però guardate qua. È friabile proprio, guardate. Adesso vi farò vedere, questo è formaggio, va bene qualunque formaggio vecchio, formaggio vecchio, batteria, bisogna stare attenti che non sia troppo acido, che non sia troppo grasso, che non sia, insomma sono più robe da fare attenzione per poter avere un buon risultato, insomma. Ho fatto più forme, così possiamo fare cestini come antipasto, come e questo qua lo provo anch'io che non so. Ecco, si mette qua. Lasciamo un momentino, bisogna dosare il calore giusto della padella. Più grande è, più formaggio dovete mettere perché si possono mettere dei primi dentro, delle paste. Ecco, con un po' di attenzione lo prendete in mano e fate il cappellino, fate dei cestini, si può fare, è malleabile, però bisogna far presto perché diventa subito duro e dopo non riuscite più, o con lo riscaldate. Comunque è importante trovare un formaggio, va bene anche il formaggio che trovate grattugiato, basta provare. Comunque l'ideale è sempre avere un montaggio un po' vecchio, anche se si sbriciola, anche quei montaggi che danno in offerta vecchio che ormai non è buono più da mangiare, però in cottura viene fuori un bel, anzi un po' piccantino, e noi cerchiamo quello proprio. Che da mangiare crudo, non è cotto, viene fuori. Ecco, vedete che bel panorama che abbiamo.